E benvenuti e buonasera a tutti qui, a voi amici che ci seguite su Catalan TV al canale 15 e che ci seguite sul sito della Nuova Sardegna, lanuovasardegna.it. Siamo qui a Sassari, siamo dentro il gremio di Nostra Signora della Mercede dei Braccianti e qui vedete appunto coloro che sono parte integrante di questa grande tradizione che è la discesa dei candelieri, un gremio per così dire giovane eppure così già interessato, emozionato a questa bellissima festa qui a Sassari, Paravarada di Gandariri. Allora amici, seguiteci, noi vi racconteremo tutto, saremo proprio a stretto contatto sia con i portatori, sia col capocandeliere, tamburo e piffaro, signori, ma il gremio soprattutto. E quindi ora noi entreremo nel vivo insieme a voi e quindi restate con noi, cari amici. E siamo con il presidente del gremio di Nostra Signora della Mercede, dei Braccianti, con Giuseppe Tilocca. Giuseppe, a 100 anni anzitutto. A 100 anni a te, a 100 anni a tutta la città di Sassari. Allora, cosa vuol dire essere parte integrante di questa tradizione, essere qui presenti come gremio di Nostra Signora della Mercede? Diciamo che i gremi sono comunque gli attori principali, quelli che rappresentano la popolazione, che insieme al comune di Sassari, insieme all'amministrazione civica, scioglie il voto a Nostra Signora Assunta. Quindi essere qui è motivo d'orgoglio, è una cosa bellissima, una cosa che è difficile da raccontare a parole. Allora noi per adesso magari insomma ci salutiamo e poi ci rincontreremo man mano durante la faradda e con il gremio di Nostra Signora Mercede dei Braccianti per il momento è a tutto e noi insomma è tutto amici di Catalan TV e della nuovasardegna.it. A 100 anni Giuseppe. A 100 anni a tutti voi.
qui ancora amici di Catalan TV e della Nuova Sardegna.it, qui al Civico, qui dove la bandiera dei Maasai sovrasta e vede tutta la città e poi arriverà a fare la città, fare proprio la città, Rintrego di Zidai, dal Brindisi fino a Raianna di Santa Maria, lo diciamo anche in sassarese per voi amici di Catalan TV, canale 15 vi ripeto, e della Nuova Sardegna.it sul sito, e tra poco incontreremo e avremo modo di fare due chiacchierate anche con il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. Intanto la faradda continua e dietro vedete il candeliere di Nostra Signora della Mercede e noi adesso vi racconteremo ancora degli aspetti della discesa. Restate con noi perché ci sarà tanto di questa grande faradda di Rigandarini. E siamo con il sindaco di Sassari, il dottor Giuseppe Mascia, che di cultura se ne intende e quindi oltre che un saluto e un ringraziamento per questa voglia di cultura che la città ha e si vede anche attraverso te, dici qualcosa per questa grande festa di città. La nostra è una festa incredibile. È una festa dove la città ha l'occasione, sciogliendo il voto, di riprendersi, di ricostruirsi, di ripensarsi guardando avanti. Ha nel proprio corpo la nostra città grandi tradizioni che culminano in questa. Noi dobbiamo saperle far coagulare insieme, pensarle insieme e rilanciarle. Sassari ha questa grande possibilità e ha una svolta. Noi crediamo che negli anni a venire dobbiamo fare questo come amministrazione, nel rispetto della città, nel rispetto dei gremi, nel rispetto del culto che questa città ha dedicato centinaia di anni, e Sassari è tutto questo. Bene, allora grazie, come si dice, a cent'anni anche ai nostri amici che ci ascoltano, grazie ancora al sindaco di Sassari. Grazie a voi, a cent'anni. E siamo ancora qui per la faradda di Rigandarini, siamo con l'assessora della nostra città, la cultura, la dottoressa Nicoletta Puggioni. Grazie di essere qui con noi. E che cos'è questa bella festa dal punto di vista culturale e anche umano per la nostra città? Beh, è intanto un'emozione immensa, oltre che una grande responsabilità, perché veramente è la festa della città di Sassari, è la festa dei sassaresi e quindi essere colei che in qualche modo deve organizzarla è per me un onore e una grande responsabilità. È una festa importante per la città di Sassari, soprattutto perché si tratta di una festa che ha avuto riconoscimento dell'UNESCO, quindi essendo uno dei beni immateriali dell'UNESCO dobbiamo preservarlo, dobbiamo garantire che venga svolto secondo dei canoni ben precisi e dobbiamo insomma fare in modo che la tradizione possa continuare, però anche verso il futuro, insomma cercando di dargli delle connotazioni che siano anche nuove. Allora dottoressa, anzitutto noi la ringraziamo per essere stata qui con noi, le auguriamo il loro dei telespettatori a cent'anni. A cent'anni a tutti, grazie.
seguite con l'assessore alle politiche del lavoro Desirée Manca e ti vogliamo chiedere, ti do del tu, ci conosciamo, ci mancherebbe. Che cosa significa per la regione Sardegna avere ed essere all'interno di una tradizione così importante e così grande? Beh, prima di tutto diciamo che questa è la mia città, quindi lo devo confessare. Io sono particolarmente legata alle tradizioni e alla nostra cultura in generale di tutta la Sardegna e di tutti i sardi, ma Sassari particolarmente perché io ci sono nata, quindi ho sempre vissuto la tradizione dei candelieri, quindi per me è un onore e un dovere essere presente. Molto bene, un'ultimissima cosa e poi così salutiamo e ti ringraziamo per essere qui appunto con noi. Grazie a voi. La regione è vicina sempre, la regione si impegna, noi conosciamo molte politiche anche culturali e qual è forse quel qualcosa in più che mancherebbe per poter portare anche ancora di più a livello internazionale? Forse la cultura del pensiero sardo. Noi abbiamo una storia incredibile, forse la storia più antica e forse dobbiamo essere più consapevoli di questo e dovremmo riuscire a raccontare di più le nostre origini e chi siamo. Questo credo che forse in questa legislatura inizieremo davvero a farlo. E tu ci hai dato un'ottima palla al balzo per dire il nostro motto che è quello di a 100 anni. A 100 anni a tutti, grazie. E siamo ancora qui con un altro esponente della giunta regionale, con il dottor Antonio Pio, dell'assessore per i lavori pubblici della regione, e quindi benvenuto qui con noi. Grazie. E volevamo chiederle appunto qual è il motivo, forse qual è anche l'importanza di essere qui partecipi per la regione ad una città che ha una grande tradizione con questa festa. Qual è l'orgoglio forse maggiore, il senso magari stesso per la regione di questo? Ma più che altro è l'orgoglio di un'intera regione che oggi si concentra per tutta la Sardegna qua a Sassari, una festa importante non solo per la regione ma ha preso una valetta di carattere mondiale. La Farada per noi è un momento importante di condivisione di un'intera comunità che va a sciogliere un voto così importante e come comunità continuiamo a comportarci e ad agire. Molto bene, ora la vogliamo salutare ringraziandola con il nostro motto che lei conosce perfettamente e quindi auguri e a 100 anni a tutti. E poi a grill la banderina. Non c'è problema. Voglio vedere. E siamo con Tanino, storico capocannelliere dei Fabbri, Edo Sinintendi di Gandarini. Tanino, ciao! Ciao! Allora, cosa significa stare qui dentro la tradizione di Sassari? Guarda, essere fra le 130 persone del candeliere per me è un orgoglio enorme. Su 120.000 persone che siamo, per me è un grandissimo orgoglio rappresentare la città il 14 agosto. E poi sei qui per i Fabbri, ovviamente, per Chiaramente, il dei Fabbri. io sono anche fabbro, quindi, perfetto, è un valore aggiunto. Benissimo. Allora Tanino, salutiamo i nostri amici con un bel... A 100 anni a tutti e a Viezzigiani anche il prossimo anno. Madao, ti sto dando del lei, ok?
E siamo qui in compagnia del presidente dell'Intergremio Città di Sassari, il dottor Fabio Madau. E anzitutto un saluto e un ringraziamento per essere qui con noi, con i nostri amici di Catalan TV e della Nuova Sardegna. E che cosa significa essere parte ancora una volta di una tradizione così grande e così importante a livello, si può dire, anche internazionale? Innanzitutto buonasera a tutti, questa è la festa della città di Sassari, come detto più volte anche in queste occasioni sia da me ma soprattutto dal sindaco, è una festa che unisce dimensione religiosa a quella civica, pertanto è tutta la festa, tutta la città in festa. Detto questo, la partecipazione è sempre molto ampia, abbiamo bisogno anche in questa fase storica di sentire la vicinanza, ecco, della popolazione sassarese. Noi come gremi quest'anno ci siamo assunti l'impegno di poterla rendere nei limiti del possibile più decorosa. Al momento sta procedendo secondo i nostri desiderata, ci auspichiamo che così possa concludersi fino all'arrivo a Santa Maria, possa svilupparsi in questo modo fino all'arrivo a Santa Maria, quindi il mio augurio è a 30 anni a tutti, a Sassari e non solo. E il nostro è un augurio, ancora un motivo in più per continuare a lavorare per voi, e quindi vi ringraziamo per quello che fate per la città. Grazie a voi anche per dare la possibilità di aprire un canale di comunicazione con tutti. Grazie.
Siamo qui con Antonio Cossu e lui è, insomma, di candelieri ne sa qualcosa. Quindi Antonio, cosa vuol dire 50 anni? Ma non di carta d'identità, 50 anni di chi caffè mano. È mezzo secolo. Aspettato in anno. Rifacci vedere la bacchetta, mostra la bacchetta ai nostri amici. L'architetto Pasca, di nome come si chiama? Giovanni? Pasca. Va bene, e questo sì, va bene, ci hai fatto fare un fuori onda, va benissimo, in onda un fuori onda, ma questo è il bello della Faradda. Antonio, veramente tanti complimenti, sei parte integrante della storia della città e noi tutti ti ringraziamo di questo. Ho avuto tanti consensi, insomma mi sono trovato bene, la gente mi vuole bene e compagnia bene e nessuno ha fatto opzione di, come diceva, lui, meno male non mi hanno premiato con roba più pesante, sennò invece siamo stati bene, contenti il nostro gremio, ma anche i ragazzi degli altri candelieri, abbiamo un bel rapporto. Con i capocandelieri non si discute, però qua anche con i ragazzi hanno molto trasporto. E allora Antonio, chiudiamo salutando i nostri amici con un bel a 100 anni come ti si fa a vero alla Sassaresa. D'accordo, a 100 anni a tutti, gremianti, portatori, pubblico e capocandelieri, tutti quanti. Eccoci qui, il candeliere dei falegnami, insomma, è fermo. È molto particolare uno dei passi musicali del candeliere, appunto dei portatori, che è così chiamato come samba, è questo incrociare, diciamo così, dei piedi e delle gambe sul posto, ovviamente sempre accompagnati dal tamburo, e quindi avete visto anche questo tipo di momento di etnomusicologia anche, appunto, potremmo dire. Ecco qui le immagini ci fanno vedere il bellissimo cappelletto con gli addobbi di Bora Bora, appunto, e con le bandiere degli obrieri di candeliere, di Betti, che sono appunto questi nastri serici che sono molto importanti. E ora qui, amici, andiamo a goderci il candeliere di Nostra Signora di Valverde degli Ortolani, un candeliere degli anni '80 che ha sostituito quello antico che potete vedere nel Museo dei Candelieri proprio qui a Santa Maria di Betlem, dove c'è un pezzo di storia sassarese. Ora passo di tamburo, il tamburinaggio, Alessio Soggia, il candeliere viene sollevato e godiamoci il ballo.
Le immagini ora, amici telespettatori e telespettatrici, vi accompagnano sul Candeliere dei Calzolai, un gremio storico, un gremio importantissimo, vedete con la bacchetta del capo candeliere scritto 100, per cui 100 anni di questo candeliere, quindi immaginatevi che cosa significa poi riflettersi in una faradda, in una storia di 500 anni nella memoria di Sassari, nei documenti di Sassari, e ora inizieranno a ballare questo candeliere così particolare con queste 4 colonnine che racchiudono all'interno una colonna un po' più grande, e quindi un augurio anche da parte nostra a questo gremio, a questo candeliere per questi 100 anni. E adesso con il tamburo di Antonio Pilo e il capocandeliere con Giuseppe Carboni godiamoci il ballo. Ecco il candeliere dei Sarti, candeliere recente, recentissimo, un candeliere che però è il riflesso stesso del candeliere della seconda metà dell'Ottocento, già menzionato nel 1893 nei disegni di Pompeo Calvia. E ora godiamoci questo ballo con questo bellissimo candeliere con il fuoco che ricorda la fiamma del ceruligno. E ora noi qui insieme vi accompagniamo con i suoni del tamburo, della banda e appunto i passi del candeliere. E sul candeliere dei muratori le nostre immagini vi accompagnano ancora sulla faradda di Gandareri. Molto particolare un passo col candeliere che viene fatto unicamente dai muratori ed è di uno spettacolo inimmaginabile, di una meraviglia che solo chi vive questa festa può vedere dal vivo, e noi cercheremo ovviamente di accompagnarvi ancora in questo viaggio nella discesa dei candelieri sui portatori dei muratori, del gremio dei muratori, e su questo ballo. E il ballo che vi dicevo prima è il saltello, che in questo momento vediamo invece il girare senza i nastri serici, e poi questo saltello di circa una ventina di metri che accompagna lo spettacolo dei muratori. L'addobbo del candeliere dei Massai, fatto anche da Christian Cossu, che è stato un grande tamburinaggio, e anche da Edoardo Usai, l'attuale obriere di candeliere, ma che prenderà la bandiera subito dopo il termine
della discesa, riaccompagnando il sindaco a Palazzo Ducale, vediamo il ballo, accompagnati egregiamente da Mirko Pinna, il capocandeliere, che ha sostituito appunto perché è venuto a mancare, lo vogliamo ricordare, Antonio Pinna, Cico come molti lo conoscevano, ha sostituito egregiamente Mirko Pinna, che già portava il candeliere da tanti anni. Questo è l'emblema, il simbolo del mestiere, il grano, e ora vi lasciamo col candeliere di Nostra Signora delle Grazie e ancora insieme qui a Sassari per la Farada dei Gandariri. E ora le immagini qui sul sindaco Mascia e sull'obriere uscente Lavino Venerdini e il gremio tutto. Vediamo anche il nostro vescovo, Monsignor Saba. Ora qui ci apprestiamo a un momento molto importante, che è quello appunto dell'affidamento, e vediamo anche i mazzieri di città, un antico riflesso di quella che era un momento così importante, appunto di esibire la mazza, che era appunto simbolo del potere stesso civile e anche religioso in alcuni casi. Ma ritorniamo a queste immagini e siamo quasi arrivati a questo affidamento del gonfalone di città all'obriere entrante, che sarà Edoardo Usai, mentre colui che vedete nelle immagini è l'obriere uscente del gremio dei Massai, che appunto lascerà poi la bandiera di Nostra Signora delle Grazie in mano ad Edoardo Usai al termine della discesa dei candelieri, quando si riaccompagnerà l'amministrazione civica e quindi la giunta, la si riaccompagnerà a Palazzo Ducale. Ecco il gonfalone di città, ecco un po' tutti, e vediamo il famoso brindisi con questi calici, con questo momento interessante e importante. Ecco altri gremianti, con il gremiante abbiamo visto con questo papiglion bianco che distingue appunto gli obrieri dei Massai dagli altri gremianti, che vestono un frac di estrazione ottocentesca, certamente imposta dopo il 1848 con lo Statuto Albertino, dove in occasioni di gala si doveva certamente vestire il frac con uno spadino. Ecco, stiamo arrivando a questi momenti e ve li voglio raccontare, seguite appunto per farvi capire che cosa esattamente viene fatto. Ora la bandiera è stata presa, quella di Nostra Signora delle Grazie del gremio dei Massai, dal balcone dove è stata esposta per tutta la giornata, e di fronte il gonfalone, vedete, e quindi stiamo arrivando a quello che è l'inizio di questo intrigo di città. Questo è solo un momento, ecco, il sindaco riceve lo stendardo di Nostra Signora per passarlo. Eccolo, che lo riceve e lo passa all'obriere, che ancora, diciamo così, è ancora per poco in carica, ma è comunque già obriere uscente. Ricordiamo la festa dei Massai del 1° maggio, quello che è l'inizio del mese mariano. Ecco che viene anche legata col cordone. Questi sono momenti importanti, amici di Catalan TV e della Nuova Sardegna, sono amici telespettatori che ci seguite, tutti voi che ci seguite da lontano, certamente lo sappiamo. Ecco il gonfalone che arriva sempre nelle mani del sindaco, per poi, adesso lo vedremo, eccolo qui, posto nelle mani dell'obriere entrante, e ora si inizia ad intendere
quello che è il famoso Brindisi e che poi sarà in a 100 anni. E ora vi lascio a queste immagini. Questo è, amici, un momento particolare dove ormai il brindisi è stato fatto e il sindaco esce per la città. Qui si sta iniziando un intregu di Ziddai, di città. Quindi con la presenza del gonfalone, quindi del gremiante dei Massai, che quindi porteranno la città intera. Ecco il sindaco Giuseppe Mascia che riceve questo momento di città, perché è proprio un momento antropologico, un momento anche etnografico, un momento che ricalca anche un evento spirituale, proprio perché è presente la bandiera di Nostra Signora delle Grazie e ora il gonfalone, e quindi si porterà tutta la città dietro questo corteo gremiale e amministrativo, municipale, lo si porterà giù fino a Santa Maria e fra poco quindi ritorneremo qui insieme e vi continueremo a raccontare quella che è la Farade dei Gandareli qui in piazza Santa Maria quando arrivano pian piano tutti i candelieri.
Eccoci, siamo ritornati qui amici al chiostro di Santa Maria di Betlemme dei Frati Conventuali, ma tra poco ritorneremo, tra pochissimo con le immagini in piazza, ritorneremo proprio lì a determinare un altro momento che è quello appunto della discesa dei candelieri, con l'arrivo dei candelieri qui in piazza Santa Maria. Avete visto appunto delle nostre immagini da coloro che insomma ci stanno accompagnando in questo viaggio, i nostri operatori, un momento molto importante, certamente legato a quello che avete visto prima, e cioè quello appunto dei candelieri, degli altri candelieri, quindi abbiamo ricordato certamente e indubbiamente quello dei calzolai per i 100 anni di questo candeliere, poi i balli, i passi degli altri candelieri. E vi invitiamo anche a, insomma, se avete l'occasione, voi che ci ascoltate da lontano, quando ritornerete in città a Sassari, voi sassaresi, venite a godervi questa festa che, benché sia così molto lunga, così impegnativa, vi darà certamente delle emozioni che forse poche altre feste vi daranno. Poi abbiamo visto un momento importante a Palazzo Civico, questo insieme gremiale e municipale, quindi dell'amministrazione cittadina, legarsi attraverso due simboli così importanti quali appunto lo stendardo cittadino e anche quello che è appunto il gonfalone, lo stendardo cittadino, il gonfalone e lo stendardo di Nostra Signora. Nelle immagini stiamo ritornando nell'ultimo pezzo appunto che prevede l'ultimo tragitto, l'ultimo tratto prevede appunto l'arrivo dei candelieri che stanno per arrivare, ci dicono, noi abbiamo sentito anche la banda cittadina poc'anzi arrivare, e quindi restate comunque con noi che vi daremo un'altra visione, un'altra parte insomma, di interazione con i candelieri che stanno arrivando. E siamo qui nel chiostro di Santa Maria di Betlemme in compagnia con il padre guardiano di Santa Maria di Betlemme, con Fra Salvatore Sanna, e noi ti salutiamo, ti sto dando del tu perché abbiamo un rapporto di collaborazione anche, no? Per altre condizioni televisive se vogliamo, e quindi insomma grazie per essere qui con noi anche se siete voi padroni di casa. No, San Francesco ci ha insegnato che non siamo padroni, ma siamo fratelli di tutti e quindi servi di tutti, come ci ha insegnato Gesù Cristo. E allora, come francescani, siamo qui sempre ad accogliere chiunque venga. Nonostante la Chiesa, abbiamo detto, ancora non è in condizioni di accogliere una festa così importante, oltre ovviamente a tutte le altre condizioni legate a questa esperienza, no, di lavori, di restauro e di rimessa, ma comunque siamo ovviamente felici di poter anche dire che questa cosa sta andando avanti e che presto si spera insomma si possa restituire, no, alla città quello che è un monumento spirituale per tutti noi, che è appunto la vostra presenza da secoli. È vero, sì, da sempre, da quando i frati sono arrivati qui in città, già 800 anni fa, così dice la tradizione, e i frati sono sempre proposti, accoglienti verso tutti. E la città ha evidentemente accolto e accettato questa presenza evangelizzante, come dire, che testimoniava già con la vita il Vangelo, questa è la regola dei frati minori, quindi proprio per questo la città ha chiesto ai frati stessi di rimanere in città offrendogli questo spazio. E siccome è stato donato, i frati non potevano non metterlo a disposizione della città.
Ci sono le testimonianze lungo i secoli di questa accoglienza, non a caso la presenza al centro anche del chiostro della Fontana del Brigliadore è segno di quella disponibilità dei frati ad accogliere e a donare quanto avevano ricevuto. La Fontana del Chiostro del Brigliadore era uno dei punti di approvvigionamento dell'acqua potabile per tutta la città, quindi da allora, come dire, è sempre i frati sono stati così aperti e disponibili ad accogliere tutto, gioie, dolori, fatiche, speranze della città, fino a quando anche la città e il territorio oppressa dalla pestilenza si è reso disponibile nella intercessione a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, con tutta la città a fare voto perché venga liberata dalla pestilenza, dalla peste che distrugge, come diremo stasera. Bene, infatti noi abbiamo anche raccontato come il riflesso dei secoli, no, sia stato un momento per noi tanto lungo, perché parliamo di secoli, ma quando veniamo qui, in queste poche ore, che in alcuni casi per noi, soprattutto che facciamo anche questo lavoro, sono abbastanza interminabili, ma tutto in queste ore si riflette sempre con lo stesso spirito e con la presenza vostra. Quindi è importante poterlo comunicare, dirlo, e anche per noi stessi che facciamo questo lavoro ricordarci che siamo all'interno di un percorso storico e anche spirituale. E questo è il senso forse del rapporto anche con Nostra Signora, con i gremi, con i candelieri. Sì, indubbiamente, è proprio questo, è questo legame che si rinnova di anno in anno, con altre situazioni, con altri eventi, come abbiamo vissuto anche alcuni anni fa il periodo del Covid, e come stiamo vivendo anche l'anno scorso e quest'anno in questa precarietà, diciamo così, strutturale, però questo non ferma il desiderio di ringraziare la Madonna per questa intercessione e per questo voto che ancora oggi ogni uomo porta nel suo cuore, che chiede di sciogliere da tutte le ansie, da tutte le paure, da tutte le fatiche che deve sopportare ogni giorno. E allora per questo la festa è festa ed è sempre viva, è sempre attuale. E con questo momento forse ci potremo salutare facendo anche una piccola riflessione, se mi permetti, perché dicendo appunto la condizione della sofferenza, mi viene però poi in mente che attraverso questa sofferenza noi tutti sassaresi con questo a 100 anni, e che voi e che tu stesso lo riporti al termine, sembra quasi che il rapporto tra dolore e gioia si dissolva, mi permetto forse di dire così, davanti alla regina, di colei, insomma, colei che dissolve ogni male, attraverso ovviamente l'intercessione di Nostro Signore. Quindi io ti chiederei una 100 anni ai nostri amici di Catalan TV e ai nostri amici della Nuova Sardegna, coloro che ci vedono da fuori, e ti rinnoviamo il nostro anche augurio, il nostro a 100 anni, e ti ringraziamo e vi ringraziamo per questa ospitalità. Certamente, ed è questo il segno di Maria la dormiente, perché lei si è addormentata in Cristo ed è risorta con Cristo, e questo è il senso e il mistero di questa celebrazione, di questa festa, ed è un segno davvero bellissimo di consolazione e di sicura speranza, come dice la liturgia, perché vediamo in Maria il compimento del fine della vita dell'uomo, che anche tutti i travagli, le sofferenze, le fatiche della vita, anche la morte, non ha l'ultima parola. Il fine, siamo fatti per il cielo, questo ci dice. E allora proprio per questo motivo ancora oggi possiamo augurare a tutti a 100 anni d'Aba, come si dice a Sassari. È vero, allora a 100 anni a tutti, grazie Padre Salvatore. Grazie a voi, buona festa. Grazie ancora. Carissimi amici telespettatori e telespettatrici, siamo in Piazza Santa Maria e il gremio, il Candeliere dei Massai è arrivato, quindi siamo proprio nel momento clou e sono esattamente le 23:43 circa, per cui molto probabilmente, anzi quasi esattamente,
siamo riusciti ad essere qui in un orario ben più importante rispetto a quello degli anni passati, dove riusciremo a vedere un voto sciolto in un orario decisamente più consono a quello a cui eravamo stati abituati, diciamo così. Ecco il candeliere che balla, ricordiamo l'obriere di candeliere Edoardo Usai, che poi, dopo aver riconsegnato il gonfalone alla città, alla municipalità, prenderà la bandiera grande, lo stendardo maggiore di Nostra Signora delle Grazie. Il candeliere ora è qui all'inizio dell'ingresso di Piazza Santa Maria, in mezzo alla folla vediamo anche i giornalisti, quindi la stampa, e il candeliere riuscirà ad entrare tra pochissimo in attesa della municipalità e del corpo gremiale tutto, che prenderà poi posizione in piazza e si inizierà a compiere quel gesto così antico, così importante, di riflesso cinquecentesco almeno, che è quello dello scioglimento del voto a Nostra Signora. E vi ripeto appunto le pesti documentate del 1504, del 1528, della menzione dei candelers, quindi dei candelieri, rispetto all'altro termine, siris, ceri. Quindi una città che ancora oggi, dopo secoli, rimarca il suo ruolo, la sua devozione per Nostra Signora attraverso i mestieri, i gremianti, attraverso la municipalità e la città tutta. Eccoci a questo momento, amici carissimi che ci seguite da casa. Il corpo gremiale e quello municipale, con lo stendardo maggiore di Nostra Signora delle Grazie, al suono di tamburo anche per il passaggio del candeliere, balla sul posto. Si sta entrando in Piazza Santa Maria per l'inizio di questo momento così importante che è lo scioglimento del voto. Eccoci che qui vediamo anche la municipalità, quindi con l'obriere entrante Edoardo Usai, con il gonfalone di città, i mazzieri cittadini e il sindaco di Sassari con tutto il corpo municipale e amministrativo, appunto vediamo degli assessori, insieme ovviamente anche alle guardie municipali. Questo è un momento molto importante, amici, perché si sta chiudendo un'altra fase importante, che è quella dell'intrego di città. Quindi ora ci si affida al saluto dei simulacri, e quando la chiesa sarà riaperta e agibile ovviamente si saluterà prima di tutto il Santissimo Sacramento. Ora il Fisco Maggiore del Gremio dei Massai riceve dal padre guardiano di Santa Maria di Betlem, padre Salvatore Sanna, il cero vero e proprio da porre ai piedi di Nostra Signora. Ecco, il sindaco si mette in condizioni di ricevere quell'omaggio floreale che poi egli stesso offrirà ai piedi di Nostra Signora. Ecco l'inchino, il saluto del Fisco Maggiore dei Massai con il padre guardiano di Santa Maria di Betlem, e si pone il cero ai lati del simulacro di Nostra Signora per questo momento dell'Ave Maria che noi adesso ci ascolteremo. Ora vedete dalle nostre immagini, dai nostri operatori, la bandiera del Gremio dei Massai, che appunto ci si attende di questo saluto. E ecco dietro il sindaco di Sassari, il dottor Giuseppe Mascia, che è accompagnato da padre Salvatore Sanna, il padre guardiano di Santa Maria di Betlem, omaggia Nostra Signora, la Vergine Assunta, con questo momento floreale. Dico momento floreale proprio perché è un insieme di gestualità, di ritualità compiute anche da questo saluto e il bacio ai piedi d'argento di Nostra Signora, la Vergine Assunta. Il sindaco ora prenderà posto
laddove compete sul palco della municipalità, dell'amministrazione. C'è il saluto a Monsignore, al Vescovo che attende dall'altra parte del palco, e ora il gremio tutto dei Massai si dispone per il saluto a Nostra Signora con lo stendardo dell'obriere uscente Gavino Venerdini. Seguiamo questo momento in silenzio con il suono dell'organo che si sente, e poi ci sarà il candeliere che entrerà in piazza Santa Maria. Con questo saluto dello stendardo maggiore al simulacro di Nostra Signora, la Dormitio Virginis, questa iconografia così importante all'interno della discesa dei candelieri, di Raffaradda, dei candelieri, il gremio dei Massai adesso si cinge insomma ad aspettare quello che è un altro momento di questo saluto, appunto con lo stendardo anche alla municipalità e anche alla curia rappresentata insomma da Monsignore, dal nostro Vescovo Gianfranco Sabba. Questo movimento di tre, di alto e basso della bandiera, è un movimento ricorrente nelle processioni che vi invito ad andare a vedere, a partecipare, processioni cittadine, gremiali, feste gremiali, laddove tutta la ritualità e la simbologia cristiana, ma anche della devozione popolare, è presente. E in questo bellissimo tessuto della bandiera, in questo ricamo, e il puntale d'argento che rappresenta Nostra Signora delle Grazie, tra pochi minuti, tra pochissimi, sarà il momento del saluto dei gremianti a Nostra Signora e l'ingresso del candeliere dei Massai con il saluto di quest'ultimo, del candeliere, anche al simulacro di Nostra Signora. Ora vedete i gremianti che si raccolgono in una preghiera personale, personalissima, intima, ai piedi di Nostra Signora, tutti in rassegna, e lo guardiamo ancora adesso un po' in silenzio con queste immagini. Ritorniamo con le immagini qui su piazza Santa Maria. Vediamo che il momento iniziale del saluto a Nostra Signora, la Dormitio Virginis, da parte del corpo gremiale dei Massai e della municipalità è terminato, e ora il candeliere del gremio dei Massai
candeliere nuovo, l'antico è posto ancora in San Pietro di Silchi, la chiesa madre per il candeliere, il gremio dei Massai, e ora queste immagini vi accompagnano e in tranquillità, in silenzio, con un rigoroso momento intimo, interiore, il candeliere va a rendere omaggio a Nostra Signora, al simulacro, con questo canto che noi ascoltiamo. E avete visto, amici e amiche che ci seguite da casa, questo momento. È l'ultimo candeliere a scendere da Piazza Castello ed è il primo ad entrare. Questo è un momento che si ripete da secoli, questa simbologia del primo che scende ed ultimo ad entrare, ed ultimo che scende il primo ad entrare, a varcare la soglia di Santa Maria, quando ovviamente la chiesa è agibile, sarà agibile, e in questo caso comunque in piazza Santa Maria. Questo candeliere così addobbato, ripetiamo, sempre con l'emblema principe del gremio, che è il grano. Ora pian piano si attendono tutti gli altri candelieri, ma prima dell'ingresso di tutti gli altri cerilignei ci sarà il saluto anche dei portatori a Nostra Signora, e questo lo vedremo tra pochissimi momenti. Restate ancora con noi che vi racconteremo ciò che è esattamente questo momento. E ancora in questo momento vediamo con questa inquadratura, con il cero acceso, sembra quasi rivolto alle mani di Nostra Signora. I portatori dei Massai, il tamburinaio, hanno terminato di salutare con il capocandeliere e c'è già all'interno di piazza Santa Maria il candeliere, meraviglioso candeliere del gremio dei muratori, un'antica istituzione gremiale di mestiere che noi tutti ricordiamo e apprezziamo, e qui anche loro si rivolgeranno col candeliere, ma prima il saluto a Nostra Signora con il cero acceso dall'obriere maggiore dei muratori ai piedi di Nostra Signora, sempre accompagnato, coadiuvato dal padre guardiano, padre Salvatore Sanna. Ecco, viene disposto il cero, il saluto a Nostra Signora, il simulacro della Dormitio Virginis, ed ora il candeliere
dei muratori rende omaggio a Nostra Signora. Il candeliere si dispone ad un lato della piazza per creare poi quella corona meravigliosa di colori e di ceri lignei per tutti. Ed ora il gremio dei muratori fa il saluto con la bandierina piccola al simulacro di Nostra Signora. Lo vediamo sulla sinistra della nostra inquadratura. E il gremio adesso renderà omaggio ai piedi di Nostra Signora, dopo aver salutato anche con un inchino, con un gesto, sia la parte religiosa sia la parte poi civile di questa nostra città di Sassari. Ecco il saluto da queste nostre immagini e vi lasciamo con le immagini, ci risentiamo solo tra pochi minuti. Come vedete in questa immagine, anche i più piccoli rendono omaggio alla Dormitio Virginis, sono presenti all'interno di questa storica tradizione e questo è un motivo ancora in più, insomma, d'orgoglio per la città stessa, che fa vedere una continuità che certamente resterà ancora per tanto tempo. Ed ora tutti i portatori già col capocandeliere hanno salutato il simulacro di Nostra Signora. E sullo sfondo vedete già il candeliere dei Sarti che si appresta quasi quasi ad entrare. Tra poco sarà così. Ed ora arriverà il momento del candeliere dei Sarti, ma anche del gremio dei Sarti. Ecco già qualche gremiante che si appresta ad entrare all'ingresso in piazza Santa Maria ed ora il candeliere inizia il suo breve percorso all'interno della piazza per rendere omaggio al simulacro della Dormitio Virginis, per rendere onore a colei che è il vero motivo di questa discesa dei candelieri, la liberazione da ogni male. E ora il candeliere che ha già il suo motivo legato alla sua figura, fattura di questo cero, degli antichi ceri che venivano portati in processione per lei. Ed ora questo momento ve lo lasciamo a voi, dove ci sarà anche il gremiante che porterà il cero a Nostra Signora, e vi lasciamo a queste immagini.
Il Candeliere dei Sarti si è inchinato con i portatori dinanzi al simulacro della Dormitio Virginis ed ora si appresta a dare ancora un saluto al simulacro della Madonna ed ora il gremio tutto con la bandierina piccola renderà il saluto sempre con questo movimento dall'alto verso il basso della bandierina piccola. Ecco il saluto e lo lasciamo ai vostri occhi. Gli abbracci, i baci avete visto dei portatori e ora questo momento gremiale in cui il bacio stesso ai piedi di Nostra Signora viene ripetuto, il segno della croce. Sullo sfondo vediamo già il candeliere dei calzolai pronto, così dietro quello degli ortolani, e continuiamo a goderci queste immagini. Guardate gli abbracci, guardate ciò che va oltre la fatica e resta il senso stesso di questa festa, un momento di devozione, un momento atteso tutto l'anno, un momento gremiale, un momento cittadino. Ricordiamo appunto che c'è questa consuetudine di anno in anno dove i muratori e i sarti si cambiano il ruolo di penultimo e terzultimo posto nella discesa e quindi anche nell'ingresso in piazza Santa Maria, e questa consuetudine va avanti da tanto tempo. Ora che si sta terminando il saluto al simulacro di Nostra Signora della Dormitio Virginis, è il momento del candeliere dei calzolai che compie 100 anni di esistenza culturale, un riflesso storico per tutta la Sardegna, per tutta l'Italia, e anche nel contesto dell'UNESCO non è cosa da poco. Gli ultimi saluti per i portatori e per coloro che fanno parte del gremio dei sarti, della squadra, così come adesso vedete il capocandeliere. E siamo intorno a mezzanotte e 10, cari e carissime amiche, carissimi amici e carissime amiche. Siamo ancora qui in onda su Catalan TV, canale 15, e sul sito della Nuova Sardegna, lanuovasardegna.it. E ringraziamo ancora una volta il Comune di Sassari per il supporto che ci ha dato per questa diretta. Ora il candeliere dei calzolai, che compie 100 anni, entra in piazza Santa Maria, coadiuvati sempre dal gremio stesso. Ed eccoci a questo momento, accompagnato dalle immagini. Ecco il gremiante, presumibilmente l'obriere maggiore, ha ricevuto dal padre guardiano di Santa Maria di Betlem, fra Salvatore Sanna, il cero,
votivo da porre ai lati del simulacro di Nostra Signora. Questo è sempre un momento importante, è sempre un momento di grande raccoglimento. Questo è lo scioglimento del voto. Quanto è difficile per chi non porta il candeliere, per chi non fa parte di un gremio, comprendere che cosa significhi, dopo ore e ore di discesa, riversare tutta la propria stanchezza ai piedi di un simulacro così antico, di un veicolo spirituale così importante. Ed ora il candeliere dei calzolai prende posizione laddove solitamente si ferma, e poi adesso si attenderà il saluto dei gremianti con la bandierina piccola, così come ormai è di costume, avete già visto durante questi momenti. Ecco, c'è stato già il saluto e ora l'obriere di candeliere con la banderedda minori saluta Nostra Signora, e poi tutto il corpo gremiale, e poi ci sarà anche il saluto dei portatori, e vi lasciamo ancora a queste immagini. Siamo intorno a mezzanotte e un quarto e siamo già al candeliere dei calzolai, per cui questa direzione di ingresso dei candelieri e dei gremi in piazza Santa Maria sta andando secondo la tabella di marcia, almeno io credo e posso dire questo, o perlomeno moltissimo vicino a quello che si era prestabilito. Quindi un plauso a tutti i candelieri, a tutti i gremianti, anche all'Intergremio Città di Sassari, per questa forma nuova di interazione che ha dato insomma, di questo momento così importante, soprattutto per quanto riguarda anche l'aspetto dell'orario. Ora si termina il saluto ai piedi di Nostra Signora con gli ultimi portatori e il capocandeliere dei calzolai. Ora rientriamo da questa inquadratura così interessante, vediamo l'obriere maggiore in rippiglia, in Ippadino Accuttu, in cappa degli ortolani di Sassari, che precede il candeliere stesso di Nostra Signora di Valverde per questa continuità. Ecco il capocandeliere Giuseppe Rugliu dietro il candeliere. E ora si arriverà appunto a porre il cero da parte degli ortolani, il cero votivo, sempre ricevendolo appunto dalle mani del padre guardiano.
E quindi ora il Fisco Maggiore metterà questo cero votivo, anzi l'obriere maggiore, perdonatemi, proprio l'obriere maggiore metterà il cero votivo con questa musica. Il candeliere degli ortolani prende posto di fianco al candeliere dei Massai. La storicità degli ortolani è presente fin dal 1531, da quell'ordinanza così importante d'ingresso in chiesa a Santa Maria, ed è doveroso rimarcarlo e menzionarlo, così come la presenza della confraternita del Poble e del candeliere dei Massai sempre nel 1531, ma anche i sarti, ma anche i fustersi, i falegnami, ma anche i mercanti c'erano al tempo e i calzolai stessi. Ecco che arriva, che purtroppo ha subito un incidente questo candeliere, per cui noi ci sentiamo vicini al gremio e al candeliere dei falegnami, che comunque, nonostante questo momento così difficile e doloroso, io so, e lo posso dire perché conosco questo gremio, che è accompagnato anche dal suono del piffero dei viandanti, per cui noi ci sentiamo vicini a loro e nonostante tutto questo loro sono presenti, per cui va il nostro ringraziamento, ma va il ringraziamento di una città tutta per Rimalcri d'Ascia, che purtroppo hanno subito questo momento così brutto. Intanto ancora gli ortolani, i gremianti, procedono nel saluto, il bacio dei piedi a Nostra Signora. Vedete anche i ragazzini, e vi ricordo appunto quello che vi dicevo prima, la continuità di una festa, di una tradizione, di un momento che sì, in poche ore finisce, ma che resta nel cuore, nella mente e anche nella fatica. E dopo arriveranno anche i portatori, e dopodiché sarà il momento dei falegnami. E ritorniamo appunto sulle immagini dello sfortunato Ceroligno dei falegnami. Rimarchiamo la nostra vicinanza a tutto il gremio, ai portatori, il capocandeliere, al tamburinaio e anche a tutti i loro familiari che sentono questa festa. E ora il Ceroligno comunque entra, arriva all'interno di piazza Santa Maria. Un'immagine che non avremmo mai voluto vedere. Sentite il calore della gente, del popolo sassarese per i falegnami. Il calore di una città intera per questo momento doloroso, il calore che si esprime attraverso un applauso di incoraggiamento, di vicinanza per questo storico gremio che è sempre fatto parte della Confraternita degli Angeli, parte integrante della memoria storica cittadina. Con l'Ave Maria noi adesso vi lasciamo a questo momento.
Il Ceroligno si appresta ad andare, insomma, nel posto che sarebbe aspettato, va comunque, quindi ancora rimarchiamo questo momento di grande devozione comunque, quindi sentiamo vicini al gremio che vedete sta portando appunto il basamento, la base del Ceroligno, per cui ora c'è stato anche un saluto a Nostra Signora e poi pian piano, insomma, ecco vedete il bacio di Azzent'anni per questo candeliere che purtroppo ha subito questo momento così brutto. Un candeliere che è venuto fuori già nel 1921 dalla bottega dei fratelli Clemente. È un candeliere molto importante anche dal punto di vista pittorico perché sono presenti le pitture del Paglietti, un storico, un bravissimo pittore nostro di città, perché comunque era all'interno di questo contenitore culturale così importante dove vedeva anche Enrico Costa, Pompeo Calvia e tantissimi altri intellettuali, artisti di città. Vi lasciamo a questa immagine, ci sarà il saluto ovviamente a Nostra Signora e poi proseguiremo questo momento con voi con la Frada. Bene, ho commentato bene, stava bene, un po' varaci. Mi spiace, vedere un candeliere così mi mai visto. Ora ci saranno veramente casini, polemiche per il qui non commento nient'altro, andiamo direttamente dopo all'altro. Comunque siamo in una tabella di marcia molto importante, stanotte 23 ci siamo. Sono 3 4, 5, sì, 4, 5. Mercedes, macellaio, Travieri, Mica Pietre, contadini viandanti, no? Sì, sì. Ora ci sono contadini, viandanti, Mica Pietre, Fabbri, macellaio, Travieri, Mercedes, 7 veniamo. Eccoci che ritorniamo con le immagini all'ingresso della piazza, con il candeliere di Zappadori dei contadini, un gremio che nasce nella seconda metà dell'Ottocento, da quello che ho anche rilevato, insomma, da una documentazione. Un candeliere bellissimo, nuovo, ma che ha un fascino ancora antico così. Il capocandeliere Antonio Coscio, che abbiamo già visto in questa nostra diretta, 50 anni di presenza sotto il candeliere prima e poi come capocandeliere. Ora ci si appresta a seguire lo stesso cerimoniale di posa del Ceroligno e ora eccoci qua, siamo ritornati qua un pochettino qui in
E dentro il chiostro di Santa Maria, ospiti qui che ringraziamo, continuiamo a ringraziare, adesso ritorneremo con le immagini. E eccoci qui, appunto il cero votivo posto dal gremiante, dall'obriere maggiore quest'anno, quindi l'anno scorso ha preso il candeliere dei contadini, ora il candeliere stesso renderà omaggio e vi lasciamo con questa musica e queste immagini. Siamo andati molto bene, dai, abbiamo arricchito molto. Il gremio, la disposizione del gremio rispetto ad altri è proprio questa, loro, insomma, i contadini mettono davanti al corteo gremiale la banderedda, quindi con gli obrieri, mentre abbiamo visto negli altri gremi succede proprio il contrario, cioè gli ultimi tre, che sono quelli delle cariche importanti, cariche gremiali ovviamente, sono sempre alla fine del corteo gremiale. Ora ci sarà il saluto del gremio dei contadini a Nostra Signora Assunta in cielo. Anche se riprendiamo dalla piazza con le immagini sempre sul gremio dei contadini e poi sui portatori, quindi sulla squadra, abbiamo sentito e visto nell'altra immagine precedente l'ingresso, l'arrivo del candeliere dei viandanti sulla soglia di piazza Santa Maria a suono di piffaru e tamburu. Vi ho già detto durante questa diretta alcuni suoni così importanti, ma ce ne sarebbero altri e ci sarebbe ancora, magari insomma non basterebbe il tempo per raccontare ancora tutto questo, benché insomma molte informazioni ho cercato di darvele in questa diretta, e ora continuiamo a seguire le immagini fino al momento in cui i viandanti entreranno in piazza. Due note sul patronato gremiale dei contadini su San Giovanni Battista della Nebbia, una festa che si teneva anticamente come voto cittadino in cattedrale con presenza e invito del gremio dei massai agricoltori. Nella seconda metà dell'Ottocento ormai, quando questa festa venne praticamente abbandonata in città, il gremio dei contadini, nascente in quel periodo, prende questa festa, quindi un merito e un plauso per loro per aver riportato un culto così importante di una festa che si consumava presumibilmente o quasi sempre nel mese di maggio e che oggi invece il gremio dei contadini dispone la sua presenza e la sua devozione per la natività del Battista, quindi stiamo parlando appunto di fine giugno, e poi con una festa cosiddetta piccola per il martirio stesso del Battista, il precursore di Cristo, ad agosto. E ora andiamo ancora un po' con queste immagini in attesa del momento in cui il gremio dei viandanti varca la soglia di piazza Santa Maria. Eccoci, lo vediamo nelle immagini. L'obriere maggiore Egura Rippiglia e la gorgiera Egura Gappa col mantello,
in padino acutto, spada e spadino. Precede il candeliere di Nostra Signora del Buon Cammino e in questo momento appunto noi vi lasciamo alle immagini e ai suoni, al canto appunto dell'Ave Maria, del Deus ti salve Maria, sempre con la posa del cero votivo ai piedi, insomma ai lati del simulacro di Nostra Signora. E ora da queste immagini appunto il cero ligneo dei viandanti viene posto laddove gli spetta questo momento appunto in cui il candeliere viene posato a terra. E ora c'è il saluto di tutto il gremio, un corpo gremiale corposo, dove la differenza delle divise è importante, soprattutto in quella che riguarda l'uguglietto, questa pelle di daino che è parte, insomma, è posta davanti al di sotto della cinta e va appunto sulle gambe, e poi tutti gli altri invece sono in ripiglia, cioè sono coloro che hanno già preso la bandiera, a differenza poi invece dell'altro obriere che appunto veste la buttonera, che è appunto l'obriere di candeliere. Ora c'è un saluto con un cenno del capo alle due parti religiose e civile, e ora il gremio tutto andrà a dare l'omaggio e il saluto al simulacro della Dormitio Virginis. Riprendiamo queste bellissime immagini sui viandanti, sui gremianti, e di seguito andranno, dopo questi giovani cuglietti come si dice, andranno i portatori, la squadra con il capocandeliere dei viandanti, poi il rubifaraggio, il tamburinaggio, i portatori tutti, in attesa di vedere, ecco, quest'altra immagine che ci regalano dalla nostra regia,
dopodiché andremo a vedere i restanti ceri lignei di questa Faradda 2024, che purtroppo si è resa molto meno bella e sentita a motivo di questo purtroppo incidente accaduto al Candeliere dei Falegnami. Ed eccoci, ora vediamo già da questa inquadratura l'ingresso del Candeliere di Ribicca Bedriri di Picapietre, con il corpo gremiale al seguito. E quindi mancano veramente pochissimi ceri lignei a determinare la chiusura del voto per Nostra Signora Assunta, per la Dormitio Virginis. Un momento in cui poi terminerà domani, ancora maggiormente con la messa solenne e poi con la processione serale. Ecco l'obriere maggiore che va a porre il cero votivo ai piedi di Nostra Signora, e poi ci sarà tutta la consuetudine come quelle precedenti. Ascoltiamo la musica. Il ceroligno di Picapietre va a sistemarsi dove gli è detto, nel suo posto, quindi verrà messo a terra, posto appunto a terra adesso, e c'è già stato il saluto del gremio di Picapietre alle autorità, e ora saluteranno il simulacro di Nostra Signora e poi di seguito tutto il corpo dei portatori della squadra, insomma, di Candelieri. Le immagini ci raccontano ancora un momento dei Picapietre, della squadra di Candeliere,
e già nello sfondo abbiamo visto il prossimo Ceroligno che si appresterà ad entrare, e che è quello dei Fabbri, e quindi stiamo avvicinando al termine di questa Faradda 2024 dell'1:20 del mattino, insomma mezzanotte e 40, ma devo dire che siamo riusciti e sono riusciti ad essere abbastanza presenti, anzi devo dire molto molto presenti nei tempi e nei modi, e quindi ancora un plauso da parte nostra. Con queste immagini adesso vi lasciamo, ancora tra pochi secondi poi riprenderemo. Eccoci qua, eccoci, quindi la regia ci fa vedere già questo momento e allora noi lo seguiamo. Ecco il candeliere dei Fabbri, poi il corpo gremiale per ancora questo momento, e con il Deus ti salve Maria che ascoltiamo. Vedete già la parte coreografica è quasi completa a corona di Nostra Signora. Il Dio ti salve Maria è esattamente il riflesso di questo momento. Eccoci ancora con le immagini qui sul simulacro della Dormitio Virginis, e ancora il corpo gremiale e poi il corpo della squadra dei portatori che sta rendendo omaggio al simulacro, che sta ripetendo un gesto che già da qualche anno il gremio dei Fabbri svolge, e tra poco sarà la volta degli ultimi candelieri degli ultimi gremi che qui attendono l'ingresso in piazza, e allora fra poco.
Eccoci, l'ingresso in piazza del Ceroligno di San Maurizio dei Macellai, un ingresso che porta quindi all'ultimo giro di boa, se possiamo dire così, e mancano solo altri 2 candelieri. E quindi adesso ci godiamo ulteriormente questo momento insieme al gremio stesso e al canto del Deus ti salve Maria, sempre con la ritualità che abbiamo visto prima. E quindi a voi le immagini. Come vedete, anche questo è un momento di devozione, nonostante la carrozzina, il gremiante è lì. Il gremiante è per Nostra Signora, aiutato dai suoi confratelli gremianti. Questa immagine vi fa capire ulteriormente che cosa significhi la Faradda per i sassaresi. Questa è la festa per eccellenza di tutta una città, che riflette il proprio cuore pulsante, che riflette questa febbre dei candelieri su tutti i turisti, su tutti coloro che praticamente qua si rivolgono ad un momento di gioia e di festa, e che quindi anche il momento di malattia o il momento di infermità non viene lasciato da parte, ma riposto ai piedi di Nostra Signora.
arriva il candeliere, il corpo gremiale degli autoferrotranvieri. Anche loro porgono omaggio a Nostra Signora. Il cero votivo viene acceso, è stato acceso e viene portato ai piedi del simulacro della Dormitio Virginis. E vedete da questa immagine quant'è bellissima la corona dei candelieri a Nostra Signora, nonostante la Chiesa non sia ancora agibile. E ora ascoltiamoci il Deus ti salve Maria. E ancora una volta, con queste immagini, con il passaggio dei gremianti, che noi rivolgiamo il nostro grazie, il nostro saluto a queste corporazioni cittadine che ancora una volta sono qui a sciogliere il voto, ancora una volta sono qui a regalarci un momento importante di tradizioni popolari che la città di Sassari merita, che la città di Sassari deve continuare a mantenere nonostante la difficoltà dei tempi, la mancanza anche di una parte di spiritualità e di religiosità in molti, ma una città mariana, una città cattolica, una città che vuole ricordarsi da dove è nata, ed è nata proprio da questa esperienza corporativa, municipale, religiosa, rivolta ancora oggi ad una festa che è Fechamanna e la Faradda di Rigandariri. Ed ora è il momento del capocandeliere degli autoferrotranvieri, Giuseppe Fracassi, e poi tutta la squadra di candeliere per rendere questo omaggio. Avete visto, amici e amiche che ci seguite da casa e anche sul web, questo è forse il gesto più ricorrente, più
Sembra un gesto semplice, sembra qualcosa di così scontato, ma non lo è. In quel momento tutte le dinamiche del pensiero rivolte alla fatica del momento, rivolte anche a ciò che è stato il momento precedente alla Farada, quello per appunto preparare tutto questo, in quel bacio la mente, il cuore e io credo anche l'anima, oltre che il corpo dalla fatica, siano diventate un tutt'uno. Ed è questa forse la forza dei sassaresi nei secoli, contro ogni male, contro ogni momento difficile. La forza dei sassaresi in una festa che non ha del magico, ma ha solo ed esclusivamente una interiorità di fede, una manifestazione che si esprime anche in questo bacio. Ed ora eccoci, amici che ci seguite, il gremio di Nostra Signora della Mercede, dei braccianti, ha varcato la soglia di Santa Maria, di Piazza Santa Maria, con l'obriere maggiore che precede il ceruligno e poi tutto il corpo gremiale. E quindi siamo praticamente al termine di questo percorso, questa processione di Ravarada di Gandareni. E seguiteci ancora per qualche minuto, perché dopodiché ci sarà la benedizione finale con il grande sussulto del cuore del sassarese che dice a 100 anni. E ora godiamoci il Deus ti salve Maria ancora una volta, magnificamente interpretato dal coro. Gremiale renderà omaggio a Nostra Signora Assunta dopo che il candeliere viene lasciato sul posto. Ecco il saluto della bandiera piccola Marco Sara, l'obriere maggiore per quest'anno. Saluta il simulacro di Nostra Signora, di colei che dorme e non verrà presa dalla morte secondo la tradizione cristiana. E di seguito in ordine tutto il corpo della squadra di candeliere. Ricordiamo un gremio che suona anche l'ottavino, come abbiamo visto durante questa diretta, e anche il tamburo. Ed ora andiamo a seguire il bacio per Nostra Signora.
questa immagine meravigliosa di tutti i 13 Ciriligni, patrimonio dell'umanità, la Faradda di Ricandareri, vi diciamo di restare ancora con noi. E queste immagini che termineranno tra poco sul saluto dei portatori della squadra appunto di Candeliere della Mercede, ci sarà il momento della preghiera, ci sarà ancora quel momento in cui quel Azzentanni riecheggerà nel cielo di Sassari, riecheggerà anche un po' nei cuori di tutti noi, compresi noi della troupe qui che ha lavorato per mandare questa diretta in onda su Catalan TV e sul sito della nuovasardegna.it, ringraziando e ricordando il supporto appunto del comune di Sassari. E ora abbiamo visto il saluto del padre guardiano di Santa Maria che si appresta a darci le sue parole. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore vi dia pace. Illustrissimo Signor Sindaco, Dottor Giuseppe Mascia, insieme a tutta la municipalità della città di Sassari, stimatissimi gremi della città e portatori tutti dei rispettivi candelieri, Eccellenza Reverendissima Monsignor Gianfranco Sava, nostro Vescovo, illustrissime autorità tutte, civili e militari di ogni ordine e grado, Reverendissimo Monsignor Marco Carta, neo vicario generale della nostra diocesi turritana, Reverendissimi presbiteri, religiosi tutti, Dottoressa Patrizia Nardi, rappresentante del progetto della Rete Italiana delle Grandi Macchine a Spalla, riconosciuti dall'UNESCO, patrimonio culturale immateriale dell'umanità, delegati delle città che insieme a noi condividono la stessa fede e la stessa passione nel vivere ciò che i nostri padri ci hanno tramandato. Sono qui presenti rappresentati dai sodalizi delle comunità di Nola, il signor Luca Risi, presidente dell'associazione Gramas, insieme al signor Antonio Dascoli, la comunità di Viterbo, il signor Raffaele Ascensi, progettista della macchina di Santa Rosa, e il signor Maurizio Tombolina, insieme poi anche alla comunità di Palmi. Sorelle e fratelli tutti carissimi, voi qui presenti e tutti coloro che ci seguono attraverso i vari mezzi di comunicazione sociale, la comunità dei frati francescani di Santa Maria di Betlem è veramente lieta di porgere a tutti e a ciascuno di voi il più cordiale saluto di pace e bene. Siamo ancora qui, anche quest'anno, nella piazza della chiesa di Santa Maria, per sciogliere il voto della nostra città alla Beata Vergine Maria assunta in cielo. Ci ritroviamo ancora insieme a compiere questo atto di fede, coinvolgendo tutti in una danza di gioia, come ci hanno dimostrato i gremianti e i portatori dei candelieri. Sì, anche se esausti dopo tanta fatica per le strade della nostra vita quotidiana, come i nostri padri ci hanno insegnato, siamo qui a fare festa, ed è festa manna. Tutto questo perché nel mistero della Pasqua di Maria, la Madre di Gesù, tutti noi possiamo contemplare quel segno di consolazione e di sicura speranza per tutti noi, pellegrini su questa terra. Come Cristo risuscitò dai morti con il suo corpo glorioso e ascese alla destra del Padre, così Maria,
terminato il suo corso della sua esistenza sulla terra, fu assunta in cielo in anima e corpo. È davvero grande il mistero, quello che celebriamo stasera. È un mistero di speranza e di gioia per tutti. In Maria vediamo la meta verso cui tutti noi camminiamo. In lei scopriamo qual è il fine della nostra vita. Siamo fatti per il cielo. Contemplando questa bellezza, cari fratelli e sorelle, noi possiamo scoprire il vero senso della vita e il valore di tutta la nostra esistenza umana. Maria, come diceva il Papa, ci incoraggia con il suo esempio ad accogliere la volontà di Dio, a non perderci di fiducia dinanzi alle difficoltà e agli inevitabili problemi di tutti i giorni. E il gremio dei falegnami ce l'ha dimostrato anche stasera. Grazie, coraggio. Maria ci incoraggia ancora a non lasciarci sedurre dai fallaci richiami di tutto ciò che è effimero e passeggero, a non cedere alle tentazioni dell'egoismo e del male che spengono nel cuore la gioia della vita. Per questo, carissimi fratelli e sorelle, con il cuore ancora colmo di emozione e tanta gratitudine, possiamo rivolgerci a lei con fiducia, perché ci liberi ancora da ogni peste che distrugge, da ogni violenza e dalle guerre fratricide che ancora straziano il mondo. E allora, cari fratelli e sorelle, ci alziamo in piedi e con serena fiducia invochiamo la materna intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, insieme alla benedizione del Signore, che chiederemo dal nostro Arcivescovo, Monsignor Gianfranco, che invito a venire qua. Saluto il carissimo Padre Guardiano, Padre Salvatore Sanna, con la comunità dei frati minori conventuali che ci accoglie qui nella piazza della chiesa di Santa Maria di Betlem. Porgo un distinto saluto al signor Sindaco della città di Sassari, Professor Giuseppe Mascia, al Presidente del Consiglio, a tutti gli amministratori. Saluto il venerabile capitolo turritano, presbiteri, religiosi, le distinte autorità civili e culturali di ogni ordine e grado. Saluto tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, e in modo speciale la comunità dei gremi e dei portatori. La celebrazione dell'Assunta quest'anno ci vede più raccolti, più puntuali, più ben raccordati nello sciogliere il voto, e vogliamo compiere questo gesto non semplicemente come un ricordo della memoria o di un vago passato, ma in comunione con i padri nella fede che ce lo hanno trasmesso. Vogliamo compierlo come atto personale, come atto ecclesiale della nostra comunità, della nostra città, presentando a Maria le gioie e anche le tristezze e le sofferenze del tempo e del momento presente.
Ci uniamo insieme nel fare la preghiera a Maria Assunta in Cielo, che avete nel foglietto che è stato distribuito prima. Ti salutiamo, Maria, Signora Santa, creatura eccelsa e figlia prediletta del Padre, nel cui misterioso disegno di salvezza sei stata prescelta e voluta Madre dell'Unigenito, il Verbo fatto uomo per opera dello Spirito Santo. Ti ammiriamo, Madre, negli eventi dell'infanzia e nella vita nascosta di Gesù, associata alla sua opera, discepola tra la folla, in ascolto dell'annuncio del Regno, avanzando pellegrina nella fede e con sicura speranza, pienamente unita a Lui nell'immolazione della croce. Ti riconosciamo Madre della Chiesa nascente, assidua in preghiera con gli Apostoli nell'attesa dello Spirito, per generare misticamente con la tua maternità e verginità e far conoscere nel cuore dei credenti il Cristo tuo Figlio, come per la tua fede obbediente lo generasti sulla terra. Ti contempliamo, Donna gloriosa, subito dopo concluso il corso della vita terrena, assunta in cielo, prima fra i redenti ad essere partecipe della sorte beata del Figlio risorto, con tutto il tuo essere, immacolato, illibato, incorrotto. Per te rendiamo grazie alla Trinità Santissima, vedendo la necessità dei tuoi figli, i figli di questa città. Una e più volte sei intervenuta premurosa con segni tangibili per liberarli dalla peste mortale ed altri pericoli che duramente la provarono. Fedeli alla promessa, da oltre 5 secoli, amministratori e popolo, in un corale tripudio, scendono dal centro storico cuore della città, preceduti dai candelieri, simbolo del voto, sciolto dai gremi con l'offerta dei ceri a te, Vergine Assunta. Memori e grati per i doni, ti chiediamo di intercedere per Sassari, a te devota. Rimanga salda e forte nella fede cristiana, la viva, la celebri e la trasmetta con amore e coraggio, libera dai pericoli mortali per l'anima e il corpo. Formi le giovani generazioni ai valori civili, storici, culturali, etici, spirituali, fra cui la pietà cristiana e la devozione mariana, la convivenza pacifica, la generosa solidarietà, la ricerca del bene comune, la densità dei sentimenti. Difenda e sostenga la famiglia, cellula della società, il suo insostituibile compito procreativo ed educativo. Rispetti e promuova la vita in ogni fase e situazione, specie dei piccoli e dei poveri, anziani e malati, stranieri. Viva fervidamente il presente e progetti con fiducia il futuro. Maria, Signora Santa, assunta in cielo, attiraci col profumo delle tue eccelse virtù, perché contemplando la tua immagine ci impegniamo a diventare ciò che desideriamo e speriamo. Felici con te, Madre e Regina, quaggiù e nella gloria. Così sia. Santa Maria, prega per noi.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Intercedente la Beata Vergine Maria assunta in cielo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il voto è sciolto. A 100 anni. E siamo arrivati al termine di questa Faradda 2024 e abbiamo sentito dalle parole del Padre Guardiano e dalle parole del Vescovo quelli che sono i momenti del cuore e della preghiera, e con questo saluto della Madonna, alla Dormitio Virginis di Monsignor Saba, del nostro Vescovo, e poi del Padre Guardiano di Fra Salvatore Sanna, noi andiamo in chiusura, andiamo ai saluti e dicendovi solo un'ultima cosa, che ora il gremio dei Massai e la municipalità tutta andrà a Palazzo Ducale e vi sarà lo scambio degli stendardi, per cui lo stendardo e il gonfalone cittadino ritornerà nelle mani del gonfaloniere e quindi della municipalità, e la bandiera di Nostra Signora delle Grazie andrà nelle mani dell'obriere entrante, per cui si chiude veramente in quel momento l'intrego di Siddai, dove tutti noi vi abbiamo raccontato questo momento, per cui vi ringraziamo per essere stati con noi e ci scusiamo per qualche piccolo momento tecnico, ma noi siamo felici, stati felicissimi di potervi dare questo racconto, e per cui vi salutiamo, vi diamo un appuntamento ancora ad un'altra volta e anche noi vi diciamo a 100 anni a tutti.